Bene, soprattutto il primo tempo. Il primo tempo non abbiamo fatto una grossa gara, anzi hanno giocato decisamente meglio loro. E il secondo tempo secondo me non c'è stata partita. Abbiamo preso due mezzi di rimporta, due rimpalli, due gol. Però faccio tanti complimenti a loro, ma complimenti veramente sinceri. Brucia, brucia, fa male, è normale. Adesso in questo momento sono un po' nervoso perché aver dominato un campionato e perdere uno spareggio farebbe male a chiunque, credo anche a loro, se era la parte contraria. Però allo stesso tempo sono orgoglioso dei miei ragazzi. Il secondo tempo chiedevo una prova di carattere, l'hanno fatta. Niente, non sono abituato a piangermi addosso, non è abituato alla mia società, non è abituata alla mia squadra. Niente, fa parte del bagaglio di viaggio di questo campionato. Adesso sotto con la Coppa Italia, credo che abbiamo 3 partite, ma logicamente dovremmo già passare la prossima, non ci regalerà niente nessuno come al solito. E niente, ci andremo a giocare questo sogno tramite la Coppa Italia. Non si tratta, credo, al completo, non al completo. Noi oggi eravamo quasi al completo, non è un giocatore che fa una squadra, questo è poco ma sicuro. Per quanto riguarda chi incontrare in Coppa Italia, c'è una squadra quella l'altra. Il livello a Roma è alto, ragazzi. Cioè, ci sono squadre che ogni squadra ha dei giocatori fondamentali e veramente forti, quindi chi capita capita, però poi uno lo deve incontrare. Purtroppo, secondo me, il più duro in A2 l'abbiamo incontrato noi per 5 volte, compreso il precampionato. L'abbiamo vinte 4 e diciamo forse quella più importante, non credo perché poi c'è stata anche la finale di Coppa Italia del girone. Una delle due più importanti abbiamo fatto 1-1, una hanno vinta loro, una abbiamo vinta noi, loro hanno testimoniato che sono una grande squadra, noi lo siamo altrettanto. Ripeto, faccio veramente un in bocca al lupo a Fabio Caterini, che è un mio amico, gli auguro veramente il meglio e speriamo di coronare insieme questo sogno, entrambe le squadre alla fine dell'anno. Noi ce la metteremo tutta, loro dal canto loro anche. Purtroppo stasera è andata così, ci dispiace veramente tanto, ma mi dispiace non tanto perché so che i ragazzi hanno tutto, mi dispiace proprio per loro, esclusivamente per loro.